C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, vi conduciamo idealmente per mano in via Annibale Calini, è la prima a sinistra di via Fratelli D'Andolo che si conclude in Corso Palestro. E Annibale Calini chi è? Nacque a Brescia nel 1892, nel corso del 1916, già ufficiale nel quinto Alpini, conseguì la laurea in scienze sociali e economiche. Mentre frequentava la scuola superiore di Venezia, si iscrisse anche alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, senza mai riuscire a conseguire la laurea. Dichiarato inabile al servizio militare, attese che venissero richiamati gli stessi inabili e venne arruolato come sottotenente. Ferito mortalmente nei pressi del Pasubio nel settembre 1916, morì a 24 anni. A lui sono intitolati un liceo scientifico statale di Brescia e la scuola media del comune di Bedizzole, dove risiedeva con la famiglia. Attenzione, la Bocola Fandale Gambe, questo diciamo a Brescia. E a Piazza di Spagna a Roma invece lo dicono. Sentiamo un po'. What to say? No, né inglese né italiano né israeliano. Lei è israeliana? Where are you from? Israel. City, town? We are from Tel Aviv. Tel Aviv, benissimo, ok. No, questo è dialetto bresciano, come io dico, è dialetto bresciano, Brescia, international dialect in the world, dialetto internazionale nel mondo. Okay. La boca. La boca. La fanda. La fanda. Le gambe. Le gambe. Dite anche voi così, dite anche voi così a Tel Aviv, vero? A Tel Aviv non si dice la boca, la fanda, le gambe. La buca, la falanda, le gambe. 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 No, a Tel Aviv, che si dice a Tel Aviv? Che si dice Tel Aviv? It's wonderful in Tel Aviv. We welcome you all. We hope you all come visit us. Noi ci crediamo, viva la barcaccia del Bernini. Ciao. Family. Ilenia, Ara, Ana e Ela, vero? Yeah. Allora, vediamo un po', facciamo un po' di ordine. Tu sei di dove? Mantova. Benissimo, tu? D'Albania. Albania. Tu albanesi e una mantovana. Con tutto il rispetto vado dalla mantovana che sai, dialetto bresciano, mantovano, siamo vicini di casa. Allora Ilenia, la boca, la fanda, le gambe. Che prova a ripeterlo? La bocca, la fanda, le gambe. Sì, sei mantovana, vero? Che hai capito? Quali parole hai capito? La bocca e la fa andare le gambe, insomma, se mangi cammini. Oh, sì, giusto. Brava, che fai qua a Roma, una mantovana? Beh, un giretto, si visita un pochino, finché possiamo. Brava, bene. Oh, e c'è un dialetto anche mantovano, no? Come si dice la bocca fa andare le gambe in mantovano? Guarda, qua non posso aiutarti perché sono cresciuta nel veronese e mantovano lo mastico, ma non lo so. Mantovano mastichi, in veronese lo digerisci, che ci fai? Ma un po' veronese, un po' mantovano. Fidanzato, dove sta il fidanzato? Verona. Capito? Se l'è beccato, sono ricchi a Verona. Va bene, grazie a tutti anche qui da Trinità dei Monti. Ciao, alla prossima. Ciao. C'entro anch'io.